buonasera e benvenuti. Grazie per aver dimostrato anche quest'anno uno spirito decisamente stoico, perché anche quest'anno, Duccio, siamo all'interno. Duccio Pasqua, buonasera. Buonasera Martina Vocci, buonasera a tutti. Intanto questa è un'avanguardia dei primi coraggiosi che sono riusciti ad arrivare nonostante la tregenda. Non lo so, magari adesso prima o poi arriveranno altri. Dobbiamo dire a tutti quelli che entrano di corsa che lì si scivola, perché altrimenti attenti, vedremo... Sì. Io riprenderei la porta, potrebbe essere una cosa molto bella. Comunque, benvenuti alla 21ª edizione del premio Alberto Cesa, che si svolge nell'ambito di Folkest, giunto quest'anno alla sua 47ª edizione. Siamo tornati ormai da 3 anni a San Daniele del Friuli e quindi il posto in cui tutto ha avuto inizio nel 1979 con il nome di Fieste di Chienti, e io già chiedo scusa per la pronuncia friulana assolutamente discutibile, ma spero che insomma lo conosciate. Nemmeno io sarei capace, per cui non posso neanche farti da spalla in questo. Vi ricordiamo tra l'altro che Folkest è una manifestazione che si svolge sotto l'alto patrocinio dell'UNESCO, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Cultura, che tra l'altro Duccio quest'anno ha inserito il nostro festival nel programma del Fondo Unico per lo Spettacolo. E poi c'è ovviamente il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dell'Arlef, che è l'agenzia regionale di lingua friulana dell'Ente Friuli nel Mondo, del Nuovo Emaie, e poi ci sono anche gli sponsor. La Fondazione Friuli, la Banca 360, Goccia di Carnia, Abaco Viaggi e ovviamente anche i padroni di casa, il Comune di San Daniele. Intanto io continuo a fare applausi a tutti quelli che stanno arrivando nonostante... Bravissimi. Fatelo perché se lo meritano. Che stanno arrivando nonostante questo meteo inclemente. È stato bello fino a poco fa e poi invece vabbè, ma noi ce la faremo lo stesso. Stasera che succede? Ascolteremo i 6 finalisti che si contenderanno il premio Alberto Cesa. Per chi già c'è stato, insomma, sapete come funziona. E questa stasera per loro ci sarà una sfida in più, perché oltre alla presentazione dei brani del proprio repertorio dovranno cimentarsi con una canzone speciale. Con una canzone speciale che quest'anno è stata in qualche modo introdotta grazie alla collaborazione con Morganti Editore. Tutti i gruppi che provengono da svariate regioni d'Italia dovranno cimentarsi con il poeta Federico Tavan. Tra l'altro credo che ci siano i suoi libri lì, così che per chi lo conoscesse e non ha i suoi libri, chi lo volesse scoprire dopo aver ascoltato le canzoni, può ovviamente andare a prendere i libri, ma dobbiamo raccontare cos'è il premio Alberto Cesa, no? Che è pensato per valorizzare tutta la musica che sappia dare voce a una o più radici culturali di qualsiasi parte del mondo. E il premio in tutti questi anni ha saputo ritagliarsi un posto di primo piano nell'ambito dei concorsi nazionali dedicati alla musica, segnalandosi per l'originalità della formula, che prevede un processo in 3 fasi che vi racconteremo nel corso di questa nostra serata con gli ospiti di Duccio che ci raggiungeranno qui sotto queste luci della ribalta che abbiamo questa sera e ci racconteranno un po' non solo del percorso per arrivare al premio Cesa, ma un po' di tutti questi giorni a Folkest. Anche del percorso per arrivare in teatro, che forse stasera è una storia interessante. Dunque, il gruppo o artista vincitore parteciperà di diritto all'edizione 2026 di Folkest e da quest'anno anche al premio Ethnos, oltre a ricevere un premio da parte del Nuovo Emaie che offre supporto concreto per la realizzazione di nuovi progetti. Te l'ho detto, mi sei mancato, lo dico anche pubblicamente, sei arrivato più tardi del solito Duccio, per cui mi sei mancato e non hai potuto assistere quest'anno a tutti gli eventi che anche quest'anno hanno affollato il programma di Folkest, per cui a differenza delle scorse edizioni del premio Alberto Cesa non sai che i vincitori dell'anno scorso si sono già esibiti. Ma come? Si sono già esibiti. I Trillanti si sono esibiti nella splendida chiesa di Sant'Antonio Abate con i suoi meravigliosi affreschi e quindi mi dispiace, quest'anno niente vincitori del premio Cesa. Quindi mi stai dicendo che ho proprio sbagliato ad arrivare più tardi quest'anno? Sì, lo so che mi sono perso anche un bellissimo concerto di Joachim Kuder con Adriano Viterbini, quindi vabbè, però non girare troppo il coltello nella piaga, ti prego. Allora non ti dirò che l'anteprima al Castello giovedì è stata altrettanto magica perché Moni Ovadia, accompagnato da Michele Gazzit e un'altra splendida Giovanna Famulari, hanno davvero portato un senso di umanità che forse la nostra società oggi ha particolarmente bisogno, ma non te lo dirò. Non ti dirò un che po' era smarrito magico. forse, va bene. Allora, intanto bravi a tutti voi che siete arrivati nel frattempo, perché avevamo cominciato con la sala quasi vuota, visto il maltempo, invece adesso coraggiosamente state arrivando in tanti.
e quindi possiamo iniziare a raccontare un po' come funziona il premio Alberto Cesa, no? Abbiamo spiegato cosa cerca, ma non abbiamo ancora detto come lo cerca, perché c'è tutta una serie di selezioni locali sul territorio nazionale e ci sono Andrea Del Favero e Gianni Martin che partono alla ricerca di nuovi talenti e fanno questo lavoro nei club di tutta Italia che è molto molto importante e che porta alla fine ad avere questi 6 finalisti sul palco. Ed è in qualche modo, Duccio, credo anche una grande esperienza, spero per voi, pubblico, che ogni anno ci seguite con così tanto affetto, perché stasera era davvero difficile uscire di casa, per cui vi prego di farvi un applauso perché vi siete popolati in questa sala, grazie. Avere il vostro affetto è davvero qualcosa che ci rende felici e che ci dice... Anche perché forse sarà anche difficile tornarci, quindi veramente doppiamente coraggiosi. E in qualche modo il lavoro sul territorio, sulla cosiddetta world music, no? Recita il banner alle nostre spalle, lo stendardo, odio usare parole inglesi perché lo stendardo è più retro, è più corretto, sì. È più folk, è più folk. In qualche modo ci permette di continuare a viaggiare. Credo che una delle caratteristiche di Folkest, naturalmente anche del premio dedicato alla memoria di Alberto Cesa, grande nome della world music, ci permette di rimanere curiosi, e insieme all'umanità di cui parlavo prima rispetto a Moni Ovadia, credo che anche la curiosità sia uno straordinario antidoto per continuare a stupirsi e a godere delle piccole gioie della vita. Ma anche perché la curiosità è alla base. Noi spesso tendiamo a parlare di musica tradizionale, a pensare che chiamandosi tradizionale sia radicata nel passato. Invece la musica tradizionale, come le tradizioni, si evolve, e questo ce lo dimostrano anche gli artisti che vediamo su questo palco, che sono al corrente di come cambiano i suoni nel mondo e quindi riescono a portare suoni nuovi anche in una musica che teoricamente dovrebbe essere legata magari solo a strumenti della tradizione, invece così non è necessariamente, e questo lo vediamo ogni anno con il Folkest e con altri premi con cui il Folkest collabora e insomma è gemellato. Quindi noi stasera ascolteremo questi 6 gruppi, come vedete il primo è quasi pronto, forse abbiamo chiacchierato abbastanza, che dite? Ci togliamo ritorno? Allora li presentiamo. Loro sono, vai prego si chiamano Fanciabi e arrivano dal Trentino. Nascono a Trento nel 2010 dall'incontro di giovani musicisti trentini, pugliesi e siciliani, emigrati in Trentino. Hai visto quanta vedi il Trentino che diventa così caleidoscopio? Allora, a partire dallo studio delle musiche di tradizione orale e da elementi delle musiche etniche, dal 2020 l'attuale formazione ha maturato un grande affiatamento e uno stile personale che vuole coniugare raffinatezza e spontaneità. Il live è un viaggio attraverso storie, ritmi, stili e sonorità del Sud Italia e dei Balcani e guarda in prospettiva all'Italia e al Mediterraneo tutti. Nel 2022 è uscito Tetractis, che è il primo album del gruppo, con l'etichetta Visage Music. La formazione è composta da Martina D'Amico, sax, soprano e voce, Davide Prezzo a chitarra e voce, Michele Bolognese, mandolino, tamburo a cornice, Michele Bazzanella, basso elettrico e cassa, e Silvia Lo Sapio, voce, tamburi a cornice e darbuca. Giusto? Beh, grazie. Prego. Grazie. Fanciabi. Grazie. Il primo pezzo si intitola Upaisi. Un caruso furriava, sciati, voleva vedere ogni, fineva o paesi e cominciavamo no a tagliare ogni vanno sti barchi, a tagliare si c'era un mare da fora. Passavano i giorni e io non tornavo a scuola finita. Passavano i giorni e il sole bruciava
casa barca parteva, ma un mare è lontano e son mani di terra non sanno unire, ma è sempre gitta, un nasce soli. Figlio mio mi va manco mangiasti, figlio mio mi si manco letto di consasti, figlio mio mi va manco mangiasti, figlio mio mi si manco letto di consasti. Ecco Dio, si mio pur soli. Manco crescisti, figlio mio ne si, ti ne vieni, ti ne vai. O paese è più bello di lontano, e so pace aspetta sempre in silenzio. In silenzio ascoltando so canto. E ora Ristari. Non c'è più nudo, non c'è più niente. Chi può fare di non piangere? Non c'è più nudo che mi senti.
bella mia, una macchiri. Non c'è più noto, non c'è più niente, chi può fare non partire. Non c'è più noto che mi senti, bella mia, una macchiri. Senti sta terra che dice Ma un'aia chiriano, ma un'aia chiriano. no pennante che passare, tutta gente di sto mondo, ognuno la so qualche cosa, un pazzicone, una poesia all'umani, e poi un templo per i nostri vecchi, usato per cantare, e sto poco e tanti stretti, i suoi anni per camminare, 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 petto mio a mare stare. Senti sta terra che dice Ma uniamo a Chiriano, ma uniamo a Chiriano, ma un'ama chiriano, ma un'ama chiriano. Ma qua non è che niente che fare, solo casi abbandonati e fiamme auti. Ma qua il vento va a canciare, occhio stare sulle poi tagliare i templi. Ma qua c'hai i silenzi domani, voglio stare sulle sicutari venti. ma uniamo a Voglio stare Chiriano, sulle poi tagliare i tempi. ma uniamo a Chiriano, Voglio stare solo e sicutari venti. ma uniamo a Chiriano, Voglio stare sulle poi tagliare i ma tempi. uniamo a Chiriano, ma uniamo a Stare Chiriano, solo, bella mia, ma uniamo a Amarista. Chiriano, ma uniamo a 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 Chiriano. Concludiamo con la poesia di Federico Tavan che abbiamo scelto di musicare, che si intitola La nave spaziale, la nave spaziale. Questa è una conta painins. È una storia vera. Da Maz. Al digi vuota voz dall'82, appena esci dall'ospedale, mi sono serrat in camera. Hai mettuto gli armarons e
soi metuzzuliet come un astronauta. De fuori della porta e me clamava tutti, yes, yes. E soi chi scorle in tallana spaziale. Non stai disturbame, o stai de un altro mondo. E passava gli ores. Intanto incrociave stelle e galassie, luce e strannus. A specchio e faceva doblò, la soffitta firma me. E de formi tan preoccupati, yes, yes. Noi continuavi a sparlare in chiamo 2000 sus. E saresti rimazzo sorelle di ombrelle sui muri. Diventava meteorizzi il rumors delle macchine e faceva sussurrare dal motore della nave spaziale. E son passato i mesi. Yes, yes, no manges tu. Addio alle mat, parangiu la porta. Ma la porta resisteva. E io in appina e te for tutto un rumore. Yes, yes, no mai stuvi. Dai mo sunina, addio alle mat. Lasciami sta e soi sulla nave spaziale e schiampe e al mondo io lontan e io mi picci e son passati 3 dies i han sfuarciat la porta. Gli han parat gli armarons e al comodino gli aspettave plattat sotto al liet. Addio, i sono arrivati umans. Grazie Fanciabi. Bravi Fanciabi. Abbiamo un po' spiegato come funziona la selezione locale. Però io chi credo che sia siamo d'uopo, noi? visto che ormai il vintage fa parte della nostra presentazione di questa sera dopo Stendardo, io credo che sia d'uopo chiamare qui insieme a noi, tra queste luci della ribalta, anche il direttore artistico di Folkest, Sì, Andrea sì. Del Favero. Lo vedo che si appropinqua. Andrea Del Favero, un grande Un applauso. applauso. L'uomo che ha inventato tutto questo 47 anni fa. Buonasera Andrea.
Allora, i tacchi, sì, ce l'abbiamo. È stato meraviglioso perché questa sera un signore in seconda fila mi ha detto: ma i tacchi alla fine non li hai messi? Gli ho spiegato che visto che c'era la pioggia non volevo rovinarli. Ma ormai... poi mi fa sfigurare se mette i tacchi perché mi supera, quindi non lo fa per gentilezza. Pensa Andrea, perché ha detto l'altro giorno meno male che arriva Duccio così ti puoi mettere i tacchi, invece non l'ho fatto nemmeno questa sera. Ma noi non siamo quindi qui per parlare dei tacchi, nostri tacchi. Dicevamo. Parliamo di tacchi. No, allora, Andrea, 21 anni di premio Alberto Cesa, dicevamo, sì. Insomma, iniziamo a raccontare di nuovo come nasce questa idea e poi spiegaci meglio tu il lavoro di selezione sul territorio. Questa idea, allora, ricordiamo in questo modo due nostri grandi amici. Il primo è Roberto Sacchi, indimenticato direttore di Folk Bulletin, persona musicista anche, con il suonatore delle 4 province, con Poggi, insomma, con varie formazioni, ma soprattutto una bella testa pensante, e nelle belle idee che ogni tanto pescava nel mazzo, Roberto disse: ma perché non facciamo proprio un concorso per portare gruppi, per trovare gruppi nuovi, per trovare nuove idee, per continuare a cercare in giro per l'Italia proprio il ragionamento che facevate voi prima. Andiamo nei club, andiamo nei piccoli teatri, andiamo nelle situazioni dove si fa musica, dove c'è creatività, dove c'è voglia di fare. E così siamo partiti con questo premio, chiamandolo Suonare a Folkest e intitolandolo poi, nel momento della sua scomparsa, ad Alberto Cesa. Alberto Cesa, quelli che hanno i capelli un po' grigi o bianchi come me si ricordano sicuramente di lui. Per chi non lo conoscesse, è stato uno dei musicisti più importanti in Italia, ha suonato con questo gruppo seminale piemontese che si chiamava Canto Vivo, ma soprattutto Alberto è stato tra i primi a credere nella possibilità di scrivere brani nella forma tradizionale, in maniera credibile, che non fosse una cosa da cartolina, no? Il famoso la cartolina del Vesuvio con il fumo dipinto, no? Che ti danno idea a certe composizioni. Invece lui ha scritto dei brani proprio che sono entrati anche nella tradizione popolare. In Piemonte si suona abitualmente un brano che si chiama La Bella Mariun Sun e qualche volta a fianco nei Bordeaux Siai vedi scritto Trad. No, è di Alberto Cesa, l'ha scritta lui proprio. Questo è bello, vuol dire che hai scritto talmente bene una cosa che è diventata tradizione. Allora ci è sembrato giusto intitolarlo a lui e spingere in questa direzione della ricerca di nuovi talenti. Sì, che poi ormai in 21 anni ne avete visti tanti e sono passati artisti veramente validi su questo palco e poi hanno fatto la loro strada, quindi anche questa è una bella soddisfazione. Ma la soddisfazione proprio è vedere che se ne vanno e producono qualcosa. Per esempio, una delle soddisfazioni più grandi per noi è stato quando abbiamo deciso a un certo punto di alzare l'asticella e di chiedere a tutti i gruppi che venivano da varie parti d'Italia di eseguire un brano della tradizione friulana. E uno di questi gruppi... Siete molto cattivi, quindi. Insomma. Sì. No, ma la cattiveria maggiore era che i brani poi, i 20 brani da cui loro dovevano pescare li sceglievo io. Che era ancora sembra peggio. Buono con questa faccia qua, ma invece... Era ancora peggio la cosa. Poi abbiamo alzato ulteriormente l'asticella, perché poi ne parlerete voi ancora. Siamo andati, come avete sentito i fanciabbi, diceva abbiamo musicato una poesia di Federico Tavan, ma di questo parleremo poi, parlerete voi dopo. Io invece continuo nel gioco facciamo rosicare Duccio, perché bisogna punire le persone che arrivano tardi. Anche quest'anno, Andrea, avete portato grande qualità, no? Qui a Folkest, non solo attraverso la musica, ma Folkest si compone anche di tutta una parte di divulgazione che ha parlato di grandi temi, grandi storie, mi permetto di dire, in qualche modo legate alla musica, perché in fondo anche la musica è una grande storia. Sì, e soprattutto diciamo che queste cose che abbiamo fatto, poi diciamo quali erano, hanno pagato, perché abbiamo scelto la strada del proporre meno cose, ma mirare molto di più le scelte.
e questo grazie anche alla collaborazione con la Biblioteca Guarneriana. La Biblioteca Guarneriana è un'istituzione antichissima, sapete, per chi non è di San Daniele, è stata fondata Visitatela. alla fine del 400 su un lascito di un curato che anziché regalare tutti i suoi meravigliosi libri alla Chiesa, li ha regalati alla magnifica comunità di San Daniele. Da allora questa biblioteca è un faro culturale e poter collaborare con un'istituzione che si chiama Biblioteca Guarneriana, credete, è veramente un qualcosa che ti fa venire un brividino sicuramente, pensando a tutti questi secoli di cultura che ci sono stati e a tutti gli accorpamenti che ha avuto. Anche perché è stata la prima biblioteca pubblica in Italia e quindi ha questo significato, Andrea, di proprio diffondere la cultura, no? Far sì che anche la cultura musicale diventi patrimonio di tutti. Proprio perché è fondata da un umanista, da questo Guarnerio d'Artegna, che è stato un grandissimo umanista prima di tutto, uno che si è preoccupato a un certo punto di creare una scuola di amanuensi per copiare i libri e diffonderli. Quindi veramente un uomo che guardava molto, molto, molto avanti. Andrea, in realtà penso che noi potremmo stare con te qui tutta la sera, però di base penso che la band sia pronta, il prossimo artista è pronto per esibirsi, per cui noi continueremo a parlare delle iniziative invitando anche tutta una serie di persone in sala. Spero che li abbiate avvisati, più che altro, che non è che facciamo le sorprese, quindi è più bello. No, si gioca. Andrea Del Favero, ancora un grande applauso, perché dietro a Folkest c'è un grandissimo lavoro non solo di Andrea Del Favero ma di tutto un team di persone che, come ha detto anche all'inizio la nostra artista, ci sono tutta una serie di persone che rendono questa esperienza unica. Io comunque coltivo sempre la speranza che prima o poi riusciremo a fare il premio Alberto Cesa in piazza, Duccio. Ma sì, ma ce la faremo. Qui e siamo sempre in Ce la teatro. faremo. Ce la faremo. Facciamo un igloo in piazza e facciamo il premio Alberto Cesa in piazza. Allora, è arrivato il secondo artista, sono pronti sul palco, è Massimiliano Felice, arriva dal Lazio. Attivo dal 1999 in ambito world folk sperimentale, si è esibito in festival e rassegne come Folk Ever, Italian Music Roots in Motion ad Hong Kong, Traditionarius in Spagna. Vedi, te li ho fatti leggere a te. Grazie, questi sì, difficili. grazie Duccio. Reno Folk Fest all'Auditorium Parco della Musica in Italia. Tra il 2002 e il 2022 ha collaborato con la nuova orchestra SARM, il Neostrio, Blue Reed, Progetto Migaia, ha pubblicato diversi album, tra cui Sponde nel 2007, Suoni e Storie di un paese immaginario nel 2020. Dal 2007 lavora con le compagnie teatrali Aristidea e Teatro Viola come compositore, musicista di scena e attore. Tiene corsi e workshop a Roma e in varie parti d'Italia. La formazione, c'è Massimiliano Felice all'organetto e alla chitarra, Elena Masullo alla voce e ha uno strumento misterioso che poi ci spiegherà lei, e Gaetano Maisto al mandolino. Massimiliano Felice, grazie. Ciao, grazie.
ma ricoperte le montagne. La Puglia mi richiama e tu non piagne. Mo sto a caricare le vetture. Domani io pigliai meglio da te. Lo ritratto e me lo porta là dentro alla sicchia. Così non ci scolabra e non ci macchia. Grazie, grazie. Passiamo da un versante all'altro degli Appennini centrali. Le prime due cose che avete sentito sono due brani dell'Abruzzo, del versante abruzzese di queste montagne. Adesso invece passiamo a quello laziale. Signor Conte, mugliera Boppiglia, figlio del signor Conte, mugliera Boppiglia, e Boppiglia m'han presa, figlia del cavalier, e Boppiglia m'han presa, figlia del cavalier. La sera alla domanda, la sera alla
alla domanda, la sera alla domanda, mattina alla sposa. Rigiralli i suoi cavalli, rigiralli i suoi cavalli, rigiralli i suoi cavalli e via se la portò. Fece 33 miglia senza mai parlare, ne fece un'altre tante e incomincia a sospirare. Fece 33 miglia senza mai parlare, ne fece un'altre tante e incomincia a sospirare. Dimmi, dimmi, oh m'han presa, dimmi, dimmi, oh m'han presa, dimmi, dimmi, oh m'han presa, che sospiri tu. Sospiro a padre e madre, sospiro a padre e madre, sospiro a padre e madre che non rivedo più. C'avevo 33 mogli e la testa io taglià. Mira su quel castello, se tu lo sai, mira. C'avevo 33 mogli e la testa io taglià. E così papà m'ha presa, così papà m'ha presa, così papà m'ha presa, se ci possa arrivare. E così papà m'ha presa, così papà m'ha presa, così papà m'ha presa, se ci possa arrivare. Del signor Conte, una grazia vo da te, di darmi quella spada che porti al fianco te. Figlio del signor Conte, una grazia vo da te, di darmi quella spada che porti al fianco te. Ecco che gliela diede, ecco che gliela diede, ecco che gliela diede, gliela appuntò nel cuore. Rigiralli i suoi cavalli, rigiralli i suoi cavalli, rigiralli i suoi cavalli, a casa al ritorno. Grazie. Grazie mille, è arrivato il momento anche per noi di proporvi la nostra interpretazione di una poesia di Tavan che si chiama Se. Se podaresti tornare in lavoro e sceglieresti di essere normale, che mi conviene. Un vero uomo con una vera femmina, con dei veri figli e un vero lavoro, capo impiegato o cantante. E saresti democratico, anzi no, esagerato, occidentale. E voteresti al sacran, parce che saresti contento. E sire la messa, tu chi dis, oppure a noi, che è lo stesso. Capi tu e sceglieresti dei salmei, che non si sa mai. E li tasses, li pares, come case fai. Crociera in Grecia o al manco a Rimini. Io vorrei ben a tutti, ma da lontano.
simpi e ai poveres. E a me displaceres dalla sa che este gran miglioramento comunque come testamento l'esempio al ricordo o c'è chi vuole e vares capitut e sceglieres de salme che non si sa mai. Grazie, grazie mille. Dove andiamo adesso? Io ti direi che potremmo chiamare la protagonista di uno dei seminari che in questi giorni si sono svolti a San Daniele del Friuli, un seminario che a Folkest non può mai mancare ed è dedicato alla vocalità mediterranea, ma lei non è solo questo. Non è solo questo, perché anche, oltre che una straordinaria cantante, è straordinaria artista, una direttrice artistica di un festival che è legato a doppio filo al Folkest e che è il premio Andrea Parodi, e quindi ci potrà raccontare un po' di cose, di come si può anche collaborare, no, insieme tra festival per portare avanti questo discorso artistico. E allora invitiamo Elena Ledda qui sul palco, anzi sotto palco. Elena Ledda. Non ci sono, in realtà con questi fari, Duccio, è molto bello perché noi vediamo molto poco i volti del pubblico, non abbiamo visto neanche lo sguardo di odio che ci ha lanciato Elena. No, vabbè, ma tanto giù. Volevo portare un compagno, ma non è voluto venire perché... Lo andiamo a prendere? No, dice che si è tolto le scarpe. Non può venire. Forse erano bagnate. Si è bagnato le scarpe e le ha tolte, non può venire. Però se vuoi venire scalzo, Ottavio Nieddu. Sì, assolutamente, anche perché sono giorni di indefesso lavoro per lui, se ho capito di chi stiamo parlando, anche Sì. perché sta documentando insieme anche a un altro straordinario videomaker anche questa edizione di Folkest, per cui lui può venire come vuole, se vuole venire sul palco, Quindi anche Ottavio, scalzo. quando Ottavio. vuoi puoi venire ad aiutarmi, perché io ho detto vengo sempre io. Lui è un'anima del premio Andrea Parodi e della Fondazione Parodi, è il nostro presentatore, fa tutto. E quindi Ottavio, ti aspettiamo, non stiamo scherzando. Vieni ad aiutarmi perché io ho già detto tutto. Un applauso. No, neanche. Ce li ha, eccolo, se Ce l'ha, le ha trovate un altro paio, ne ha Eccolo, trovate. eccolo. Ottavio Nieddu. Buonasera, benvenuto Ottavio. Grazie a voi, grazie infinite. Beh, noi guardiamo insomma da Cagliari con molta ammirazione il Folkest, quindi per noi è un bel riferimento. Questa collaborazione, tu hai detto a doppio filo, è vero e ci inorgoglisce molto, perché occupiamo dei territori musicali che ci piacciono, ci appassionano e ci rappresentano con Elena Ledda, per cui insomma lei per noi è il riferimento musicale dell'isola. È questo mondo della rielaborazione, del canto che ha delle radici profonde ma che è della quotidianità, che parla il linguaggio di oggi. Ecco, noi viviamo questa esperienza e ci riflettiamo insomma con questa meravigliosa manifestazione. Ma poi l'importanza di gemellarsi, insomma, di lavorare insieme, il che nasce prima di tutto da una conoscenza che tu e Andrea Del Favero, Elena, vi portate avanti da tanti anni
e che è anche stima reciproca dal punto di vista artistico, però per i ragazzi che si esibiscono su questi palchi è importantissimo perché iniziano già ad avere un circuito per esibirsi e per farsi conoscere da addetti ai lavori, artisti e da giurie di giornalisti, insomma. Per questo nasce questo gemellaggio, l'idea era proprio questa, l'amicizia che lega il Folkest a me e alla Sardegna, al premio Parodi nasce proprio per questo, per rafforzare la possibilità e dare uno spazio in più ai ragazzi che si esibiscono sia al Folkest che al premio Parodi, quindi creare un circuito con i festival gemellati in modo che possano avere subito, immediatamente dei palchi importanti dove esibirsi. Abbiamo visto ieri la vincitrice del 2024, speriamo di portare la prossima. Io parlo al femminile, chissà perché è da un po' che vincono donne, il prossimo vincitore o la prossima vincitrice, e mi piace molto questo gemellaggio perché nasce proprio da un'amicizia antica tra noi e il Friuli, tra me e Andrea. Abbiamo visto nascere il Folkest, l'abbiamo visto crescere. Siete pronti? Quindi noi parliamo in verità per aspettarvi, ma visto che sono pronti, non sono ancora pronti. Io volevo domandarti ancora una cosa, perché davvero credo che ieri Sandra Bautista abbia completamente stregato la piazza di San Daniele, ha avuto una grinta e un'energia, ma al tempo stesso una delicatezza straordinaria nell'essere da sola con una chitarra sul palco. E quindi volevo chiederti qualcosa in più della vincitrice di quest'anno del premio Andrea Parodi, perché davvero è stata pura magia ieri. La vincitrice dello scorso anno ha vinto non solo il premio, ha vinto il premio della critica, ha vinto la migliore musica, ha vinto quasi tutto, perché già quando sono state le selezioni si capiva che era una personalità molto forte, e quando l'abbiamo conosciuta abbiamo capito ancora di più, perché abbiamo conosciuto anche la persona. Lei, oltre che essere una musicista veramente straordinaria, è anche una persona, una bella persona. Abbiamo sentito quali messaggi ha portato ieri, quanti argomenti diversi ha trattato, e questa è la bellezza della musica popolare. È vero, guardare al passato, ma sempre con lo sguardo fisso verso il futuro e il presente, perché la musica popolare deve raccontare quello che siamo ora. È quello che dicevamo prima, no? Che si parla di folk e spesso si tende a pensare che sia una cosa radicata nel passato, e invece la tradizione cambia ogni giorno. Lo dicevo oggi ai seminari, noi dobbiamo raccontare quello che siamo oggi a quelli che verranno fra 100 anni, dovranno capire cosa eravamo nel 2025 attraverso anche la nostra musica, la nostra arte, la poesia, la letteratura e tutto quello che lasceremo. Prima Martina diceva del focus sulla Catalogna che c'è stato ieri, e effettivamente il premio Andrea Parodi ci insegna che in questo momento la Catalogna regala grandi artisti, perché anche Walla ci sta conquistando un paio di di anni nuovo fa, in Sardegna, li abbiamo avuti già per molto tempo, ma ultimamente sì, noi abbiamo avuto in qualche modo almeno 3 o 4 vincitori. Se non hanno vinto il primo premio, hanno vinto il premio della critica, come Alessio Arena, che napoletano però è catalano, gli Still Life, la Bautista, ma anche un'artista che è stata selezionata e poi non è potuta arrivare proprio per il premio. Era un'artista eccellente che poi, senza saperlo, ho visto su YouTube un duetto con la Bautista. Quindi c'è tutto un bellissimo giro. Sì. Allora ragazzi, adesso sono veramente pronti. Ultima domanda, è vero che Andrea Del Favero è cattivo? Andrea Del Favero perché è cattivo? No, per il fatto delle poi canzoni in friulano. Volevamo costruire un personaggio dark su Andrea Lui è Del Favero. cattivo, pensa che noi facciamo cantare le canzoni di Andrea Parodi. Perfetto. Quanto siamo cattivi. Quindi è una gara chi è più cattivo tra il Esatto, Parodi e il Folkest. Grazie Elena Ledda, grazie Ottavio Agneddu. Grazie. No, l'unica considerazione prima di lasciare il palco ai prossimi concorrenti è che io credo che la vera cosa importante sia
l'incontro con la comunità e le persone. Tutte le volte che ci sono Elena e Ottavio il mio cuore si riempie, perché è proprio una questione di persone che si incontrano. In fondo la musica è anche questo, no? Nonostante quel fatto delle scarpe, ma vabbè. Allora, intanto sul palco sono arrivati i Pasticcio Meticcio, e arrivano dalla Liguria, sono nati nel 2008 come gruppo di musica klezmer da un'idea di Marco Tosto, che è tornato dopo un anno di studio in Romania e poi insieme a lui ha messo musicisti di bande musicali dalla provincia di Savona. Nel corso degli anni si è evoluto in un laboratorio musicale aperto, accogliendo musicisti di diverse origini di passaggio e o residenti nel capoluogo ligure. Inoltre, in 15 anni di attività, il gruppo ha portato avanti un lavoro di ricerca e riproposizione di musiche di tradizione orale levantine, dall'Est Europa fino al Medio Oriente. Dopo i primi 2 album, che sono del 2014 e poi Diaspora Live del 2018, il primo è Sradicati, nel 2005 viene pubblicato a Ruga, sono ricongiungimenti musicali tra Albania e diciamo tra la musica albanese e quella della comunità Arbaresh italiane. Un concept album sull'incontro immaginario tra la musica albanese, come diceva giustamente Duccio, e la comunità Arbresh italiana, una minoranza etnico-linguistica storica poco conosciuta, invece con un patrimonio culturale da preservare. Allora, la formazione, come vedete, è molto ricca. C'è Marco Tosto ai liuti tradizionali, Filippo Cantarella alla viola e al flicorno, poi Aurora Cosmelli all'organetto a 8 bassi e alla voce, Noam Paiola al violino, Giulia Zerbino alla voce Alessia Squillace al clarinetto e Thomas Jan Miller alle percussioni. Pasticcio Meticcio.
Aglama sarigalina albeni Shuda klar tepe kayo yor sepe gyo yarim gyo Güçhani muy kutemi shuyadir mopeo Aglama sarigalina albeni Absolut salam irmi gel yarim gel Kendi gelen güzeli sarmadan yullan irmi Aglama sarigalina albeni Karanfil dalan irmi Absolut salam irmi gel yarim gel Kendi gelen güzeli sarmadan yullan irmi Aglama sarigalina albeni Güzel yüzün ay gibi Kaman kaşın yay gibi Gel yarim gel Yarın yalın yaşadığım kullu saray gibi Aglama sarigalina albeni Güzel yüzün ay gibi Kaman kaşın yay gibi Gel yarim gel Yarın yalın yaşadığım kullu saray gibi Aglama sarigalina albeni La poesia che abbiamo deciso di musicare di Federico Tavan per questa sera si intitola Maccheri. E Maccheri è il nome che Tavan ha deciso di dare al più bel regalo che ha ricevuto da suo nonno, che è un asse di legno con 2 buchi per gli occhi. C'è tamben che volut al baby regal che m'ha fatto mio nonno, una brea de 50 skies con 2 bus parchi samiendo i voi.
Maccheri al timpa al passaparducci. Grazie infinite, Pasticcio Meticcio. Grazie anche ai Pasticcio Meticcio. Siamo a metà strada, Duccio. Ah sì, eh? Sì, ah, sì, di già, sì. di già. Abbiamo già ascoltato i primi 3 finalisti, ce ne restano ancora 3. Ma abbiamo molte chiacchiere da fare ancora. Sì, molte, sì, sì. molte. E io farei lo stesso gioco, nel senso che ti direi che la prossima persona che chiamiamo è la responsabile del progetto Upbeat per Folkest e negli scorsi giorni ha portato nei luoghi più suggestivi di San Daniele una selezione di musicisti che hanno avuto così anche l'occasione di esibirsi davanti al pubblico di Folkest. Eh sì, perché Upbeat è una delle ultime idee, no, per ampliare l'offerta musicale di Folkest, ma ovviamente noi chiamiamo qui sul palco a parlarne chi ne sa più di noi, che è Valentina Zanelli. Dov'è Un Valentina? applauso. Yeah! Vedi c'è la clac? Giusto, il sostegno C'è il sappiamo fan anche noi club. quanto sia importante. Ma che scherzi, assolutamente. Valentina, benvenuta. Ciao Valentina. Buonasera. Allora, dunque, dicevamo che da qualche anno Folkest è anche legato a questo circuito che porta tanti artisti da tutta Europa qua. Raccontaci un po' come funziona. Sì, Upbeat è un progetto di rete nato da un'idea di 14 festival europei ubicati in un po' tutti i paesi d'Europa, che ha l'obiettivo di far mettere in rete festival showcase che si occupano di world music o musica folk. Quindi lavorando in rete hanno disegnato questo progetto che è stato finanziato dall'Unione Europea per 4 anni e che è stato rifinanziato, quindi è stato validato, è stata riconosciuta l'importanza, è stato riconosciuto anche l'impatto, i buoni risultati che hanno dato nel sostegno ai festival e agli artisti emergenti, tale per cui per i prossimi 4 anni esisterà ancora, sarà finanziato e Folkest ne parte. Un applauso, anche perché investire in questo tipo di attività io credo che sia comunque un investimento
che in qualche modo sostiene la tradizione, come abbiamo detto fino ad adesso, ma guarda anche verso il futuro, che è un po' quello che avete portato, Valentina, anche qui a Folkest, no? Nel senso che abbiamo cominciato in luoghi meravigliosi della cultura, qui a San Daniele, la chiesetta di Sant'Antonio Abate, Santa Maria della Fratta. È stato emozionante anche per i ragazzi, per i gruppi che venivano da mezza Europa sostanzialmente, Valentina. Sì, molto. Perché comunque si parla di artisti emergenti e l'accompagnamento agli artisti deve essere continuo, costante, e chiaramente bisogna guardare ai nuovi talenti, perché prima o poi qualcuno di loro diventi uno dei grandi talenti storici che poi fanno la tradizione, no? Quindi l'attenzione, la cura, l'accompagnamento, anche la professionalizzazione, la formazione, che comunque è una parte importante del progetto A-Beat, è fondamentale e deve essere continua, e anche l'incontro, no? L'incontro di cultura. Speed meeting. Cosa avete fatto oggi? Che poi oggi oggi è stata una giornata molto complicata, perché al di là dell'allerta arancione, voi non credo che vediate, ma ci sono fulmini e saette fuori e ogni tanto entrano in sala, per cui per colpa dell'allerta arancione oggi tutta una serie di eventi che dovevano naturalmente svolgersi all'esterno si sono svolti all'interno, e però non è mancato, Valentina, l'entusiasmo anche di una produzione, perché oggi era la giornata in cui c'è stata la produzione originale del progetto La coproduzione, che ha un bellissimo nome. Ti prego di raccontare anche al nostro pubblico. Che spero di aver pronunciato. Aspetta, ripeti il nome. Mosaico. Io lo Mosaico. leggerei così. Ma sì. Che nasce appunto da una coproduzione tra due degli artisti dello showcase A-Beat, un gruppo locale e un gruppo greco, che hanno deciso di dialogare su nuove musiche, insomma. E gli speed meeting, che insomma... Dici che cosa sono gli speed meeting? Perché mi guardi? Dovrei dirlo io. No, intanto vorrei dire che questo aspetto della produzione originale in realtà secondo me è il senso di fare una cosa come questa, no? Cioè di far incontrare gente da tutta Europa, artisti da tutta Europa, e di far nascere storie di collaborazione, di invenzione, che insomma è una bella soddisfazione, no? È una bella soddisfazione ed è fondamentale, no? Continuare a produrre nuova arte, nuova musica, a unire la creatività alla poesia, alla sapienza locale, che spesso si trova magari in concomitanza o incontra anche similitudini in culture che possono sembrare lontane o regioni che possono sembrare lontane, ma in realtà sono affini, hanno delle radici comuni, e quindi è giusto incontrarsi nel mezzo. Ma infatti, questo poi lo dicevamo, soprattutto in un momento come questo, è giusto incontrarsi e non scontrarsi, che serve molto, decisamente. Valentina, grazie. Valentina Zanelli, grazie mille per averci raccontato come funziona A-Beat. Tra l'altro quest'anno poi vi sveleremo tutti i membri della giuria che stanno lavorando in sala, sì. E quest'anno sono entrati anche i delegati di A-Beat, per cui anche loro in qualche modo quest'anno sono stati coinvolti nel premio Cesa, ma io vedo che siamo pronti. Ma guarda, io ogni tanto guardo là dietro, voi fateci caso, magari ci vedete che ci distraiamo per vedere che succede lì dietro, perché c'è Gianni Martin, tra l'altro stasera illuminato da una bellissima luce blu dal basso che lo rende ancora più minaccioso e che ci dice sappiamo. Ora me la farà pagare dopo questa cosa che ho detto, ma insomma corro il rischio volentieri, no? Vero Martina? Io mi assumo il rischio di Andrea cattivo, quindi sì, a ciascuno il suo. Ormai ci siamo rovinati insomma la carriera qui dentro Folkest. Allora, i prossimi a salire sul palco sono lo Stefano Turolla Trio del Piemonte, una formazione acustica ed essenziale attraverso la quale vengono proposti dal vivo in chiave folk i migliori brani della discografia del cantautore torinese Stefano Turolla. Sono 3 musicisti con le loro esperienze pluriennali su palchi italiani e stranieri, dai quali scaturisce un suono di folk d'autore nel solco della tradizione italiana per via degli strumenti tipici utilizzati, con influenze ed echi di musica irlandese e folk americano. Stefano Turolla ci introduce alla sua visione poetica di un meraviglioso mondo di provincia, raccontando attraverso le tematiche dei sentimenti e dell'amore che cosa significhi essere una persona in questo preciso momento storico e sociale, lasciando all'ascoltatore la possibilità di immedesimazione e libertà di interpretazione.
La formazione della band, c'è Stefano Turolla alla voce, alla chitarra e all'armonica a bocca. E ci sono poi Davide Vergnano al violino e Martino Vergnano al mandolino e ai flauti. Stefano Turolla Trio. Buonasera a tutti. Se sei diretto in viaggio verso il nord Italia, dove il vento soffia impetuoso sulle Alpi, salutami una persona cara che vive là, che un tempo è stata il mio più grande amore. Assicurati che i suoi capelli siano sciolti e che i riccioli risplendano morbidi sopra i suoi seni. Per favore assicurati che i suoi capelli siano sciolti, perché è così che la ricordo nella mia mente. Se sei diretto nella bufera di fiocchi di neve, dove i fiumi ghiacciano e l'estate finisce, per favore assicurati che indossi un cappotto pesante che protegga il suo cuore dal freddo e dal gelo dell'inverno. Se sei diretto in viaggio verso il nord Italia, dove il vento soffia impetuoso sulle Alpi, salutami una persona cara che vive là, che un tempo è stata il mio più grande amore, 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 un tempo è stata il mio più grande amore. Ok, il prossimo brano si intitola Aria straordinaria. Quando mi sento un po' in affanno nel meccanismo del mio lavoro, ripenso sempre al tuo sorriso e apro la finestra sul giardino e respiro l'aria straordinaria, respiro l'aria straordinaria. Quando ti senti un po' sfruttata da questo mondo con i suoi inganni, non far svanire il tuo sorriso mentre passeggio
viaggi solo a San Daniele e respiri l'aria straordinaria, respiri l'aria straordinaria, ossigeno libero dall'inquinamento, ossigeno libero da ogni tormento, e spicca il volo con me nell'aria straordinaria. Quando mi sento scoraggiato, aspetto sempre il tuo sorriso e vivo. Ok, adesso è il momento della canzone in friulano. Per noi è stato un privilegio e un onore poter mettere mano alle opere di Federico Tavan. E la nostra passione è iniziata sin da subito, da quando ci hanno consegnato i libri a Cervasca. Nel giro di 10 giorni eravamo già al lavoro e abbiamo scelto, tra tante poesie che ci hanno colpito, una in particolare per 2 motivi. Il primo è che ci ha colpiti a livello di significato, ovviamente, ci rispecchia. Il secondo è perché metricamente questa poesia si avvicinava di più a quello che è il nostro metodo di scrittura e quindi poi è stato più semplice appoggiare il testo alla melodia e alla musica. La canzone è uscita di getto e ne siamo molto contenti. E il titolo della canzone è No Cordeve, tratta dal libro blu La nave spaziale, e quindi per voi No Cordeve di Stefano Trolla Trio. No Cordeve da tornare a scuola dopo vecchie, rimbambimmo i bondo turne cor. No Cordeve pinta al sole, capo da destra via la caliga, no Cordeve da tornare a Mattia, Mincunis, no Cordeve da merita, ci ste robes no Cordeve, ai sera massa puartes, ai tutta la villa staglione sul ginocchiat, massa voltes a benedì, la mecini già, no Cordeve, no Cordeve, ma fin qua che non si muova si vive, però io sai dei se un'altra c'è che dice di me, non so
moribondo dur de cor. No cor deve pinta al sorelle, che poi la destra via la caliga, no cor deve da tornare a Mattia. Grazie, Martino Vagnano, Davide Vergnano. Stefano Grazie. Turolla Trio. Grazie anche a voi. Ancora un applauso. Dobbiamo riprovarla questa cosa che iniziamo insieme e non si capisce. ormai Stefano siamo- Turolla Trio comunque, l'applauso era per loro. Allora adesso continuiamo con le interrogazioni a sorpresa? Con le interrogazioni a sorpresa. Lei, e quindi ho già svelato quale parte del cielo deve cominciare a tremare, insieme alla Rai Friuli Venezia Giulia, Linea 3 e Folk Bulletin e media partner con Radio Rai Techetè di Folkest. Sì, che è quella radio delle nostre Radio Rai che va a cercare negli archivi e tira fuori delle perle meravigliose. Oggi è stata protagonista di un incontro su uno dei più importanti intellettuali del Novecento, che poi è di queste parti, Pierpaolo Pasolini, esplorando anche un lato forse ancora meno conosciuto, che è il suo legame con la musica. Elisabetta Malantrucco, fatele un applauso e la preghiamo di raggiungerti. Chissà se aveva dei sospetti che fosse lei a questo punto. Ma no? io ripeto, anch'io comincio ad essere malata di Alzheimer, per cui non vedere le vostre facce è una cosa meravigliosa, perché non vediamo che ci fulminate con gli occhi. Immaginavo, perché vedi, sto con 2 occhiali, quindi non è che proprio, no, almeno uno l'avrei. Però è Luca stile. No, tutto. Poi in rosso, sul blu. Sei splendida, ma soprattutto Grazie, è tu stato sei un piacere questo pomeriggio ascoltarti, perché hai condotto uno straordinario incontro tirando fuori delle perle straordinarie dedicate per Paolo Pasolini, un'intervista oltre alle sue parole che una volta che uno sente la voce di Pasolini, io credo che sia una cosa che ti entra dentro e non ti lascia mai più, è impossibile dimenticarsi di lui. Ma c'era Nico Naldini, hai tirato fuori un bellissimo contributo di Paolo Rumiz che parlava di come Pasolini ha visto il Friuli. La cosa che però mi è piaciuta di più, Elisabetta, di questo incontro di questo pomeriggio è stato il ruolo che in qualche modo avete sottolineato tu e tutti i tuoi ospiti, perché c'erano il presidente del centro studi di Casarsa, c'era Michele Gazic che ha eseguito 2 bellissimi brani musicali, uno chiamava Pasolini Bach, l'altro un brano autentico, e poi Agostoni che ha scritto un bellissimo libro sulle geografie di Pasolini. Adesso arriva la domanda, non ti terrorizzare. Quello che mi è piaciuto di più è questo lato vicino ai giovani che avete tirato fuori in qualche modo di Pierpaolo Pasolini, nel senso che anche attraverso la musica Pasolini era riuscito ad entrare in contatto con i ragazzi a cui aveva insegnato qui in Friuli, ed è una cosa che secondo me è molto bella. Aveva questa dote pedagogica straordinaria e questa capacità, lo racconta appunto Agostoni nel suo libro, di proprio comunicare i ragazzi a cui lui insegnava, erano quasi ipnotizzati, ma lo dice anche Vincenzo Cerami, che è stato anche un suo allievo, no? Invece in quel caso a Ostia, lui comunque ha sempre fino a che ha potuto, ha insegnato, era sicuramente una sua grande vocazione tra le vocazioni di Pasolini, che era un uomo, un intellettuale, un poeta. Innanzitutto abbiamo parlato di quello, abbiamo parlato di poesia, abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di Friuli molto. Hanno parlato loro, perché io ero soltanto l'intervistatrice, no? Quello era il ruolo. Hai cucito un incontro che era assolutamente straordinario. L'abbiamo fatto. Se c'era qualcuno in sala può testimoniarlo, era davvero un bellissimo Loro sono incontro. qua, non c'è Marco Salvatori del Centro Studi Pasolini, che è stato mio complice in questa avventura, è stato mio complice, però soprattutto io lo vorrei dire mio capo, che è Giacinto De Caro, che è il responsabile editoriale di Radio Techetè, che crede moltissimo in queste partnership nostre con voi. A proposito di Radio Techetè, fate un lavoro bellissimo. Grazie. E penso che tanto per cominciare... Ma è come il Mangiadischi che c'è Vai, il Mangiadischi, dal lunedì a venerdì. vai, poi lo diciamo, poi lo diciamo.
No, però dico, il gusto di poter avere a disposizione quella meraviglia, quello scrigno di meraviglia che è l'archivio Rai, e di potersi mettere a cercare cose che magari non si ascoltano da tantissimo tempo e che ritirate fuori in tutto il loro splendore. È la mia passione e la nostra passione. Grazie. Tanto loro sono tutti già pronti. Guarda, devi chiedere a Gianni. Vedi Gianni? Vedi? Gianni, ciao Gianni, vedi che sorride, non è vero? Loro sono due mentitori, lui sorride anche in blu, anche se è un po' in blu. Ciao Gianni. Va bene, grazie Elisabetta Malantrucco. Grazie Elisabetta Malantrucco. Non ho capito perché vogliono sabotarci questa narrazione però è divertente, dei cattivi. E poi è divertente che sono gli ospiti che vogliono scappare, quindi sono loro che guardano Gianni per vedere saremo se il noi palco è cattivi. pronto. Siamo noi, Ho in capito. realtà siamo Vabbè, noi. mi dispiace, Bisogna mi ribaltare dispiace. la narrazione. Quindi Gianni andiamo avanti, sì. E lo facciamo con gli Urtie, che sono i prossimi protagonisti del premio Alberto Cesa, e arrivano proprio dal Friuli, giocano in casa. Un progetto che si è formato nel 2023, formato da Marta Savorgnan e Margherita Cogoi. Nell'album d'esordio Spieli, la lingua friulana diventa il tramite per raccontare storie dal forte contenuto politico da un punto di vista schietto e femminile. La loro musica, sì, magari il microfono è utile, la loro musica si pone tra il cantautorato e la musica folk con qualche influenza jazzistica e africana. Hanno presentato questo album in diverse occasioni, il Festival Sounds Europe, il Circolo Henry Cinaschi in un'occasione di Intimista 2024 e la seconda edizione di FOMO Festival presso il Parco Moretti di Udine e anche un altro evento a Udine. La formazione è composta da Margherita Cogoi per piano e voce, Marta Savorgnan alla voce, Dreas al contrabbasso, Emil Lenisa alla voce, Caterina Ursella alla batteria. Urtie. Applauso. Cominciamo con una canzone che si chiama Un Blanc e un Neri e parla del sogno di una persona che lavora sotto caporale nei campi. Pa 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 io lavori per un blanco e un neri, per un blanco e un neri. O lavori per oris, per un blanco e un neri. Io lavoro sotto il sorelli con altri neris. Tante sete, tanti sberlati, stalli sorelli. La mosca ne pleade, una paura di noia. Dignomi su mi pomodoros, ma noi pure di noia. Ma che sta al cambiarà, dammi tempo e tu viodarás che al cambiarà. Ma che sta al cambiarà, dammi tempo e tu viodarás che al cambiarà. Parzore di nato e paros, un neri e un blanc. Che il neri mi fa spuda balins e sang. Per portarmi dal chiam mi domande un franc. Lui ha dato un baron, alle che il blanc. Ma che sta al cambiarà, dammi tempo e tu viodarás che al cambiarà. Ma che sta al cambiarà, dammi tempo e tu
ma se non tan sulla schiale social. Ma noi in pensi dove ogni tanto che mi bruciano voi. Io non dai dove un paron, io andai doi. Costose, aquí io lavorai, la sua macchina è grande, svelte, lucente, costose. Aquí io lavorai, la sua macchina è grande, svelte, lucente, costose. Aquí io lavorai, la sua macchina è grande, svelte, lucente, costose. Anche io lavorai, lunedì lavorai. Se sarai insieme a chi, se sarai insieme a chi, se sarai insieme a chi. Grazie. La Mont è una canzone che parla di montagna, dove Marta impersona la montagna e Emil Lenisa impersona una persona che abita in montagna. La Mont. Cencia presce, sing in chiarnia for la glacia, già fermati, prinsor loisa chi in pesaria, simpi soliz quattri ghiaz, la solita serada, simpi soliz quattri pasci, pierduzzi in che stiorame, mieccia chiasa abbandonadas, l'obie si in rovina, la stiampana sbatte in l'ora, troppa intese sparida, la routine scitto il fantasia, la bottiglia è lenitiva, il bosco arriva finta strada, ma di grazia e compagnia stessa smusa. Paesans e comedias, ogni anno la primavera mi comedia in tanchi scieti una testat, griglia sagra, svile dians, bere vin non basta mai, feste gli imballanti in bala finché i fos diventano giai, che continui là dal predi come quanche ricca naia e poscia mi son simpichei, io conti su dos mans, da stradis mi so in acquart, quanche eri lontan, in sitano respiravi ca in chianali mora rai. Io so chi resta con me, chiaracimi e io ti proteggo, e io ti proteggo, e io ti proteggo, e io ti proteggo, e io ti proteggo. La guardo e sembra un seno rivolto verso il cielo, le sue faglie smagliature lo rendono più bello. Quando bevo alla sorgente allattamento, Montanaro un complimento per chi è nato in queste terre, testimonia il tagliamento e che se di notte un'ombra no la stelas, mi campora l'ora e balan su paschena e sincera, ti insegna che per arrivare ad alta bisogna fa di anno fermarsi là in devant, respiranzi concentras ad ogni pass, occhio nola in bassi in un lamp, a passare a Santa Femme Fatal, vestita da novicia, se il cilce ben nullat, ma Salemma sa chiamat, che il vestile da stracciare, lei ci guarda, è nonna, è madre, è figlia, è moglie, maestra, amante, amica, lei ci ascolta, ci nutre, ci cresce, consiglia, è casa, è storia, è amore, famiglia.
famiglia. Schiassate, sfruttate, sporchiate, strumate, chiunciate, suppate, lasciate a tox. Schiassate, sfruttate, sporchiate, strumate, chiunciate, suppate, lasciate. Ma io so chi resta con me, chiaracimi, e io ti proteggo. Ti tiali, ti ascolti, ti schiampi, poi torni, ti tiali, ti ascolti, ti schiampi, poi torni, ti tiali, ti ascolti, ti schiampi, poi torni, ti tiali, ti ascolti, ti tiali, ti tiali, ti ascolti, ti schiampi, poi torni, ti tiali, ti ascolti, ti schiampi, poi torni, ti tiali, ti ascolti, ti schiampi, poi torni, ti trovo cambiata. Sono i miei occhi. Ti trovo cambiata o sono i miei occhi. Grazie. Somiant la religion, sognando la religione, è il titolo del pezzo che abbiamo deciso di suonare sulla poesia di Federico Tavan ed è una preghiera molto personale e non classica. Ecco, Somiant la religion. Signor, no crot, eppure so io chi in giro gladena. Se tu sabes y me plas les contradiccions para restar mestes. Soy stupido a non lo cor che te lo dici, a manco riuscì dai tuoi figli. Sei brut e sei un falit, eppure non hai nulla da domandate. Non vuoi miracoli su di me contente che sorelle. A me dice bundi, a me dice bundi. Sei brut e sei un falit, eppure non hai nulla. Soy brutte, soy un falite, eppure non hai nulla da domandate. No, vuoi miracoli su di me contente, cal sorelle. A me dice bundi, a me dice bundi, a me dice bundi, a me dice bundi. Signor, non so io chi, pasclunfame come un pavon, ma non barbate sento mandan perto. Io e so nome un nin, che al vai te va.
io morso un'altra croce, muardinti clauze, poccanti pesci new, a sentì l'erba che cresce. Muardinti clauze, poccanti pesci new, a sentì l'erba che cresce. Grazie agli Urtie o alle Urtie, perché in realtà significa ortiche, per cui dovrebbe essere femminile, alle Urtie. grazie ancora al Così imparo qualcosa anch'io di lingua friulana, che forse è il Ma caso. io credo, Duccio, che questa sera, questa nuova sfida che chi hai definito crudele, cioè il nostro direttore artistico Andrea Del Favero, invece credo che sia una sfida molto stimolante. Io credo che abbia scatenato molta creatività nei finalisti del premio Cesa di quest'anno. Ma è vero, perché cimentarsi con un'altra lingua è sempre interessante e affascinante, poi può essere difficile, ma ce la si fa. Ed effettivamente tutti quanti stanno facendo un bellissimo lavoro. E credo che la marcia in più in qualche modo sia conferita anche dal fatto che stanno lavorando su testi poetici, e questo secondo me aggiunge, come dire, un surplus e un fattore di messa in discussione in più, anche perché in fondo la poesia è musica. È vero, bravissima. Madonna, che cose bellissime dice Martina Vocci stasera. Un applauso se lo meriterebbe lei, ragazzi. Ma non potrei mai dire queste cose se non avessi Duccio Pasqua, perché loro mi hanno visto 3 giorni e sanno benissimo che io con te tiro fuori il meglio di me. Vabbè, basta, adesso basta. Grazie, ma vogliamo chiamare chi ha una responsabilità grossa in questa scelta, no? Di far musicare delle poesie? Anche perché si è lanciato negli ultimi anni, e lanciato intendo come chi lancia il cuore oltre l'ostacolo e fa una scommessa con una visione per il futuro, perché ancora oggi credo che pubblicare poesia sia una cosa molto complessa, anche nel 2025, non solo quando c'era Pasolini. Lui è da eroi. E quindi io chiederei a Paolo Morganti di raggiungerci, perché quest'anno ci ha fatto un grandissimo dono offrendoci le poesie di Paolo Tavan. Un applauso. Buonasera Paolo. Prego. Mi perdoni, sono comunque bionda e dopo tutti questi complimenti mi sono confusa, mi perdoni. Darò della cattiva anche a lei. Splendido. Io avrei piacere che lei ci raccontasse brevemente, naturalmente, chi era Federico Tavan. Federico Tavan intanto era un uomo straordinario, molto particolare, che ha avuto una vita anche abbastanza sfortunata, è stato amato molto, è stato odiato molto, probabilmente non è stato capito del tutto. Noi abbiamo avuto la fortuna un paio di anni fa di imbatterci nel suo lavoro, e è stato un fulmine al cielo sereno, perché noi in realtà come casa editrice non avevamo mai pubblicato poesia. Sul nostro sito addirittura c'era scritto "non pubblichiamo poesie". Però sentire Federico Tavan, tra l'altro letto da Paolini, da Marco Paolini, quindi proprio la nave spaziale a cui è stata fatta dedicata una canzone stasera, ci ha veramente aperto un universo. E abbiamo fatto delle ricerche su di lui, abbiamo trovato una valanga di materiale inedito. Il poco che è stato pubblicato, quelle 30-40 poesie, sono una minima parte di quello che abbiamo in mano oggi noi, tanto che gli faremo una decina di antologie proprio con critiche, con anche la traduzione in italiano ovviamente. E vediamo proprio, devo ringraziare Andrea Del Favero e Gianni Martini, il blu. Un applauso a tutti e due, perché anche questa è una scommessa importante. Il blu Gianni Martini e il cattivo Andrea Del Favero, ecco, perché hanno capito immediatamente anche loro, lo conosceva già Andrea, chiaramente Federico Tavan, io non l'ho conosciuto personalmente, lui sì, era amico, e bazzicava anche i suoi concerti, per cui sa anche che era un personaggio a volte anche un po' fastidioso, insomma. Però abbiamo scoperto che in realtà lui un po' ci marciava su questa sua
particolarità umana ed era un grandissimo artista. Io penso, cioè, posso dire tranquillamente che è il più grande poeta friulano, insomma, quindi. E dico il più grande poeta friulano perché siamo in Friuli, ecco. Paolo, io brevementissimamente le faccio ancora un'ultima domanda prima di lasciarla andare, perché l'ultimo gruppo è già pronto alle nostre spalle, però ci tenevo a sapere da lei qual è stata secondo lei la difficoltà con cui i nostri gruppi si sono ritrovati a lavorare, cioè nel senso, secondo lei è difficile musicare una poesia di Federico Tavan? Secondo me no, perché abbiamo visto che hanno fatto tutti delle splendide canzoni, anche perché in effetti chi legge Federico Tavan, e invito ovviamente a leggere i libri che sono presenti, è chiaro, e anche i prossimi che usciranno, è straordinario. Cioè, anche chi non ama la poesia particolarmente non può non rimanere affascinato e commosso da quello che lui ha scritto, sia in andreano che anche nelle traduzioni in italiano. E penso che tutti i musicisti, si è capito anche perché si sono impegnati molto. E quando ho visto francamente l'asse con Maccheri, non dico che mi sono commosso, ma ci è mancato poco, perché vuol dire che tutti sono entrati nella parte e hanno capito che, per cui non penso che abbiamo avuto molte difficoltà, francamente. Grazie Paolo Morganti, grazie scuso mille. Ancora. Di Federico. E siamo arrivati all'ultima esibizione per quanto riguarda il premio Alberto Cesa, perché poi la serata non è ancora finita. La giuria sta lavorando e quindi mentre la giuria lavorerà poi per l'assegnazione del premio ci sarà anche un graditissimo ospite, ma prima finiamo con i finalisti del premio Cesa. Sì, il sesto gruppo a esibirsi è lo Zero Folk Duo, che arriva dall'Abruzzo. Che nasce nell'estate del 2023 dall'incontro di Luigi Gentile con Manuel D'Olimpo, entrambi poliedrici polistrumentisti che decidono di dedicare la loro creatività alla realizzazione di un progetto di musica folk che segua la classica forma espositiva, contrappuntistica ed estetica dello choro brasiliano. Una convivenza di pochi mesi in cui due musici hanno imparato a suonare gli strumenti scelti appositamente per il loro organico e scritto musica inedita. Li ha portati alla registrazione del loro primo disco, Giavalandia, del gennaio 2024. Il duo svolge un'intensa attività concertistica sia in Italia che all'estero, in vari ambiti e situazioni, continuando comunque a lavorare incessantemente sulla produzione artistica del duo. Luigi Gentile e Manuel D'Olimpio, lo Zero Folk Duo.
ma fatica quando è sera tra lo corre e lo scappa aria fresca sole in faccia del mare la nera come fa bella nera il cuore di mamma 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 guardi in cielo forza per lottare sta serena vuole potracciare e l'amore gli stretti che fa suonare shampoo di sudore, affonda lo stivale nella passa nelle ore, crema e pelo, frente di una foglia, spero che ne piovano in semagna ma che oie, sangue nero e da locore, mi si fa maraia per l'angustia e il dolore, guazzi e vende per le fiori gialle, zappata e coi alla filare fa lucale. Grazie, avete ascoltato Renasser e Pella Nera. Il prossimo brano si intitola Scia.
Adesso presenteremo la poesia di Federico Tavan, Andrea Nuta, e vi facciamo ascoltare la nostra versione in musica. Oh, meraviglia delle meraviglias, Aquila è stornata. Oh, meraviglia delle meraviglias, Aquila è stornata. E scusi malata, che accusa con no, per sempre. A una la rota non scorla più, a non podarà più da cielo. Oh, meraviglia delle meraviglias, l'Aquila è stornata. Oh, ah, oh, meraviglia delle meraviglias, l'Aquila è stornata. Un'aquila in gabbia fai go, ale come io di un leonaso, pesce dalla vasca, un pagliaso al circo, poeta in Andrea. Oh, meraviglia delle meraviglias, l'Aquila è stornata. Oh, ah, oh, meraviglia delle meraviglias, l'Aquila è stornata. Oh, ah, oh, meraviglia delle meraviglias, l'Aquila è stornata. Oh, ah, oh, meraviglia delle meraviglias, l'Aquila è stornata. Aquila, tu stevi miei prima di bara, picchia, schiampa, picchia, schiampa, picchia, schiampa, picchia, schiampa, di bara. Grazie. Grazie anche agli Zero Folk Duo che concludono le esibizioni di questa sera della finale del Premio Cesa 2025. E adesso inizia il lavoro della giuria che ora vi presentiamo perché ci sono tanti nomi importanti, qualcuno l'avete già conosciuto perché li abbiamo chiamati qua, ma adesso ve li elenchiamo tutti. Elena Ledda, direttrice artistica del Premio Andrea Parodi, Elisabetta Malantrucco, Rai Radio Techetè, media partner, e Paolo Morganti, editore. E loro li avevate conosciuti. Poi ci sono Laura Bianchi della rivista Mescalina, Franco Valsecchi che è un giornalista, Alejandro de los Santos, delegato Upbeat. E tra i delegati Upbeat c'è anche Davide Sierra, poi c'è Gigi Di Luca del Festival Etnos, Felice Liperi, giornalista e storico della canzone. Poi ancora Michele Gazic, musicista e produttore, Caballà, anche lui musicista, grande autore di canzoni e produttore, Valentina Zanelli, producer e operatrice culturale. Ottavio Niendo, che abbiamo conosciuto dalla Fondazione Parodi, Claudio Agostoni di Radio Popolare Network Milano e Loris Bohem di Linea Trade. E ancora Walter Colle, produttore, Remo De Giovanni, autore e musicista, e Gianni Martin, direttore organizzativo di Folkest, l'uomo in blu.
ma soprattutto Andrea Del Favero, sovrano illuminato e doge. Ma chi l'ha scritto? E secondo un nostro stimato giurato, patriarca e metropolita del Friuli. Ah, ma ci hanno alterato la cartella qui. Qualcuno, chissà chi è stato. Io ho dei sospetti, forse dopo vi diremo chi è stato a scrivere queste cose. Anche noi votiamo. L'anno prossimo, Duccio, abbiamo deciso che metteremo delle voci over voice fuori, in modo tale che non siamo noi a pronunciare delle cose divertenti, ma si assume l'over voice. Delle schede di tutti i giurati, quindi se volete ritirarvi già da quest'anno perché è pericolosissimo, fatelo. E naturalmente Duccio votiamo anche noi, Votiamo per anche cui noi. Duccio Pasqua, Rai Radio, Stereonotte e il Mangiadischi. Già, e Martina Vocci di TV Coper Capodistria. Quindi... Un applauso alla giuria e naturalmente l'augurio di un buon lavoro. Adesso che succede? Sì, la giuria ora si riunisce e quindi fra poco scopriremo chi è il vincitore di questa edizione 2025 del premio Alberto Cesa, ma le esibizioni sul palco non sono affatto finite. Perché mentre loro lavorano noi vi presentiamo l'ospite d'onore della serata. Che è Federico Sirianni e già merita un applauso, ve lo chiediamo, che è un cantautore genovese, anche se è stato adottato poi da Torino in età adulta. Definito da Bruno Lauzi il vero erede della grande scuola genovese dei cantautori, con un cammino pieno di riconoscimenti, ospita al premio Tenco Giovanissimo nel 1993, vince il premio Recanati nel 2024. Che oggi conosciamo come Musicultura, quello è il suo nome di oggi, di cui con Radio 1 siamo radio ufficiale. Il Poi, premio Bindi prego. nel 2006 e il premio Lunezia nel 2010. Da alcuni anni propone concerti per ripercorrere la storia della Genova musicale in cui è cresciuto e in cui ha trovato l'humus fertile per il suo lavoro, nei vicoli dell'Angiporto frequentati da Faber e da Tenco o nei locali della Foce che erano tanto cari a Paoli, a Lauzi e a Umberto Bindi. Un viaggio che odora di mare, spezie e maestrale. Ma non c'è soltanto questo nella storia di Sirianni, che è in costante movimento, con numerosi progetti live in una sorta di never ending tour per tutta Italia. Perché è anche autore musicale, attore per il Teatro della Tosse di Genova, ha lavorato in molti spettacoli di teatro canzone, tra gli altri delitti esemplari in concerto per la regia di Sergio Manfredi e poi anche uno spettacolo interpretato insieme a Giampiero Aloisio, che è uno storico collaboratore di Giorgio Gaber. King ma la vita è eterna. Numerose anche le collaborazioni esterne all'ambito musicale, che vanno dal poeta torinese Guido Catalano al trasformista internazionale Arturo Brachetti. Insomma, arriva qui su questo palco Federico Sirianni, eccolo qua, ancora un grande applauso per lui. E noi andiamo a lavorare, Duccio. Sì. Federico Sirianni. Grazie davvero e vorrei fare un grande applauso a tutti gli artisti che hanno partecipato stasera, che sono veramente stati bravissimi. Io sono stato invitato per raccontare un po' la mia Genova, la Genova dei cantautori. In realtà avrei dovuto essere insieme a un mio amico collega, un grandissimo cantautore genovese, Max Manfredi, che non è potuto essere qui per un problema che ha avuto fisico, che ha avuto sua moglie e che deve giustamente, gentilmente accudire, per cui vorrei fare un saluto e un applauso al grande Max Manfredi, che avrebbe voluto essere qua stasera. In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente, più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai son sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà.
Quando ero in prigionia, qualcuno mi ha rubato mia moglie, il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa a chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro. Se vi divertirà, e dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho. Grazie. Ho deciso di aprire tutti i concerti di questa stagione con questa canzone che è un manifesto antimilitarista scritta da Boris Vian, e a maggior ragione la faccio stasera in una serata dedicata a Genova perché questa è la traduzione più celebre che è stata scritta dal mio vecchio amico Giorgio Calabrese, grande autore di testi, ha lavorato tantissimo con Umberto Bindi, ma non solo. E per parlare di Genova io non posso che cominciare raccontando il centro storico, che è quello che in qualche modo è stato di suggestione alla maggior parte dei cantautori che hanno formato questa scuola, tra virgolette, genovese. E il centro storico, insomma, se voi siete stati a Genova, non è così diverso da come lo ha raccontato uno di questi geniali giovani che hanno rivoluzionato la canzone italiana. L'aveva descritta così nei primi anni 60. Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldare la gente da altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia. Quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia. E se alla sua età le difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi di una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione? Una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino, 4 pensionati mezzo avvelenati al tavolino. Li troverai là col tempo che fa, estate e inverno, astra tra cannare astra, maledir le donne, il tempo ed il governo. Loro cercano la felicità dentro il bicchiere per dimenticare di essere stati presi per il sedere. Ci sarà allegria anche in agonia col vino forte, porteranno sul viso l'ombra di un sorriso fra le braccia della morte. Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che sola ti può dare una lezione, quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più di una notte, ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione. Ma se ti inoltrerai lungo le calate dei vecchi moli, in quell'aria densa carica di sale, gonfia di odori, lì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per 3.000 lire sua madre a un nano. Se giudicherai e valuterai da buon borghese, li condannerai a 5.000 anni più le spese. Ma se guarderai, se li capirai,
fino in fondo. Se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo. Grazie. Tra l'altro, a proposito di questa canzone, c'è un aneddoto abbastanza buffo e io credo assolutamente veritiero. In Via del Campo c'era un portone, il portone del vecchio professore, è il numero 8 di Via del Campo, e dentro quel portone al primo piano c'era uno delle case di tolleranza, dei bordelli più noti di Genova. Bene, succedeva questo, che a quell'epoca De André era uno studente non proprio modello e aveva un professore di greco e latino che non esitava a dargli 2-3 nelle interrogazioni dei compiti in classe, insomma, era una tragedia. Beh, successe questo, una domenica De André si trovava a bighellonare per i vicoli di Genova e proprio in Via del Campo e passando lì davanti all'otto vede uscire da quel portone il suo professore di greco e di latino. Si guardano negli occhi, nessuno dice niente, sembra un film western. Nessuno dice niente, uno prende una strada, l'altro prende un'altra strada. Ma da quel momento De André ha avuto tutti 7 e 8 nei compiti in classe e nelle interrogazioni. Erano molto amici questi cantautori della scuola, io dico sempre scuola tra virgolette genovese, perché non c'è stata una vera scuola, a Genova è stato un luogo, un set miracoloso dove giovani talenti si sono incontrati e hanno deciso di rivoluzionare a loro modo la canzone italiana. Due amici veri, forti, erano Luigi Tenco e Fabrizio De André. Anche sul loro primo incontro c'è un aneddoto abbastanza buffo, penso che molti di voi lo conoscano. Tenco aveva avuto un certo successo con una canzone che si chiamava Quando, bellissima. E una sera, Tenco e De André non si conoscevano ancora personalmente. Tenco entra in uno di questi locali dell'Angiporto dove stazionavano i marinai in libera uscita che arrivavano, che sbarcavano con le navi lì nel porto, funzionava benissimo a quell'epoca. C'era lo Zanzibar, il Giamaica, insomma erano tutti locali di questo tipo. E in uno di questi c'è De André che sta bevendo il suo ennesimo whisky al bancone. Tenco entra, lo vede. Ripeto, loro non si erano ancora conosciuti personalmente, ovviamente sapevano dell'esistenza l'uno dell'altro, ma non si erano mai incontrati. E Tenco lo vede ed è incazzato. E allora gli si avvicina, va al bancone e gli dice: scusa, ma perché vai a dire in giro che Quando l'hai scritta tu? E De André, senza neanche alzare gli occhi dal bicchiere, gli risponde: è per beccare della figa. Da lì diventano grandi amici, amici per la pelle, passano tantissimo tempo insieme, fino al momento tragico, insomma, della scomparsa di Luigi, del suicidio di Luigi, che anche lui anzi forse tra i primi, ha rivoluzionato davvero il modo di scrivere canzoni. Pensate alle canzoni d'amore che c'erano fino a quel momento, erano quelle che uscivano dalla radio, dai festival di Sanremo, con i testi contenuti che erano quelli che potevi trovare su una rivista dal parrucchiere. E lui invece arriva in quei primi anni 60 e ti sbatte in faccia una roba del genere. Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo. Il giorno volevo parlare dei miei sogni e la notte parlare d'amore. Ed ora che avrei 1000 cose da fare,
io sento i miei sogni svanire, ma non so più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorato di te e adesso non so più nemmeno io cosa fare. Il giorno mi pento di averti incontrata e la notte ti vengo a cercare. Però la canzone d'autore non nasce a Genova, nasce a Torino, ma ancora non si chiamava canzone d'autore. C'era un progetto, un gruppo di ragazzi, anche a Torino, siamo alla fine degli anni 50, che avevano uno slogan che era evadere dall'evasione, erano i cantacronache. E i cantacronache, Fausto Amodei, Margot, sì, fate un applauso se volete i cantacronache, io ci ho lavorato tanto ultimamente, Margot Galante Garrone, Sergio Liberovici e Michele Stadiero. E loro proprio furono i primi a decidere che la canzone non doveva essere soltanto la canzonetta di Sanremo, ma doveva avere dei contenuti diversi, dei contenuti più alti in termini appunto di idee sociali, politiche. Si parlava di guerra, si parlava di quotidianità, si parlava di lavoro, si parlava della cronaca quotidiana, per questo era il cantacronache. E a questo gruppo di giovani talentuosi si unirono tantissimi intellettuali, da Italo Calvino a Umberto Eco, da Franco Fortini a Emilio Iona, da Gianni Rodari a Vattimo, ce ne sono stati De Maria, tantissime. E adesso volevo farvi ascoltare come i cantautori genovesi, quelli che diedero vita alla prima appunto scuola, tra virgolette, in qualche modo furono suggestionati da questo grande progetto del cantacronache. Questa è una canzone scritta da Italo Calvino. Voi forse non lo sapete, ma Italo Calvino, oltre ad essere uno scrittore straordinario, era un grandissimo cantautore, un grandissimo scrittore di canzoni. E immaginate, siamo a un decennio, 15 anni dalla fine della guerra, e quindi c'era questa necessità di parlarne e anche di esorcizzarla. E Italo Calvino scrive questa canzone bellissima che trasforma la guerra in un avvoltoio che vola sui popoli e sulla gente, chiedendo: ma mi volete la guerra? E viene sempre scacciato, fino però a un certo punto, perché alla fine gli uomini la guerra la vogliono sempre. Un giorno nel mondo finita fu l'ultima guerra. Il cupo cannone si tacque e più non sparò. E privo del tristo suo cibo dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò dal fiume ed il fiume disse no. Avvoltoio vola via, avvoltoio vola via. Nella limpida corrente ora scendon carpe trote, non più i corpi dei soldati che la fanno insanguinar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò ai tedeschi e i tedeschi disser no. Avvoltoio vola via, avvoltoio vola via. Non vogliamo mangiar più fango, odio e piombo nelle guerre, pane e case in terra altrui non vogliamo più rubar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via
via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò alla madre e la madre disse no. Avvoltoio vola via, avvoltoio vola via, i miei figli li do solo a una bella fidanzata che li porti nel suo letto, non li mando più a ammazzar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. Ma chi delle guerre quel giorno aveva il rimpianto? In un luogo deserto, a complotto, si radunò e vide nel cielo arrivare girando quel branco e scendere, finché qualcuno gridò: dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla testa mia, ma il rapace lo sbranò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla testa mia, ma il rapace lo sbranò. E allora, se avete ascoltato il testo di questa canzone, vi renderete conto di come una canzone di un grandissimo cantautore genovese riprenda proprio un passo di questo testo. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri russi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come si deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dai morti in battaglia ti porti la voce, ti diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere a terra e coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, e il tempo a me resterà per vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti risparmia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chiedere perdono per ogni peccato. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi. Io
e Max Manfredi siamo stati in qualche modo insigniti del ruolo di eredi un po' di questa tradizione genovese. Da Fabrizio De André, in particolar modo nei confronti di Max Manfredi, e da Bruno Lauzi, che mi voleva molto bene. Tra l'altro la cosa buffa, se ci pensate, è che quasi nessuno dei cantautori della scuola genovese era genovese. Perché Luigi Tenco era di Ricaldone, che è in provincia di Alessandria. Gino Paoli era di Monfalcone, qui vicino. Tra l'altro proprio per questo ho deciso di non fare dei pezzi di Gino Paoli. E Bruno Lauzi era addirittura nato ad Asmara, in Africa, no? E Bruno Lauzi era tante cose, perché era un cantautore, un grandissimo interprete e anche un comico, perché la sua carriera iniziò sul palco del Derby di Milano, proprio come cabarettista, come comico. Era una persona di una simpatia straordinaria, di un'ironia feroce, scherzava molto anche sulla propria malattia, sul Parkinson, che insomma lo ha poi portato alla morte negli ultimi anni della sua vita. E questa è una canzone che non è stata scritta da Gino Paoli, ma è stata scritta da un altro cantautore che però ha avuto molto a che fare con i genovesi, che era il grande Sergio Endrigo. Non è una canzone forse tra le più note, tra le più conosciute, ma a me piace tantissimo e si intitola La donna del sud. Una donna di nome Maria è arrivata stanotte dal sud, è arrivata col treno del sole, ma ha portato qualcosa di più. Ha portato 2 labbra corallo e i suoi occhi son grandi così, mai nessuno che l'abbia baciata, a nessuno ha mai detto di sì. Maria, ai Maria, ai Maria, ai Maria, ai Maria, ai Maria. Ha posato le ceste d'arance e mi ha dato la mano perché la portassi lontano per sempre, la tenessi per sempre con me. Io le ho preso la mano ridendo e non gliel'ho lasciata mai più. Poi siamo corsi veloci nel vento per non farci trovare qua giù. Maria, ai Maria, ai Maria, ai Maria, ai Maria, ai Maria. Una donna di nome Maria è arrivata stanotte dal sud, è arrivata col treno del sole, ma ha portato qualcosa di più. Maria, ai Maria, ai Maria, ai Maria, ai Maria, ai Maria. E poi c'era Umberto Bindi, uno straordinario musicista. Nell'accezione della canzone d'autore e cantautore è quello che scrive il testo e la musica, o il testo o la musica. Di testi Bindi non ne ha scritti molti, forse non ne ha scritto nessuno, comunque pochissimi. Glieli scriveva Calabrese, ma io stasera volevo farvi ascoltare un inedito di Bindi, perché tanto tempo fa Giampiero Aloisio, che è un altro esponente della scuola genovese venuto un po' più avanti, ha recuperato alcuni inediti di Bindi, delle musiche di Bindi, scrivendoci i testi
insieme al grande scrittore Maurizio Maggiani. E questa è una canzone che a me piace molto e che probabilmente non conosce nessuno di voi, e quindi approfitto di questa occasione per farvela ascoltare. Tu sei diversa, tu sai pensare, la vita ti frantumerà. Ti vengon dietro poi, non ci saranno mai, se dici un po' di verità. Ma se nel mondo tutto è verità, tu vola anche da sola, che dall'altissimo la pioggia va fin dentro al bar, lo sai, a lavare i futuri. Nascerà la tua parte migliore, morirà il tuo stile geniale e sarà tutto come sei tu, che ti sposi ed detesti sposare, che sei giusta e mi cerchi per farti sbagliare. Troverò quel tuo sguardo perché io l'ho perso per te, tu non venire. Tu sei complessa, tu sai capire, e il mondo se ne fregherà. Se con dolcezza sai, diritta al cuore vai, nessuno ti perdonerà. Ma quando il sonno spegne la TV, la luna a volte è accesa, perché la notte dei portenti non finisca più, dei riti fai per guarirmi l'amore. Nascerà la tua parte migliore, romperà il tuo specchio abituale, ti vedrai grande come sei tu, che sei vergine e aspetti un bambino, che vorresti scappare e mi tieni vicino. Ce ne andremo domani, ma adesso restiamo nei bar. Fuori c'è il temporale. Come siamo con i tempi, con le votazioni? Ci siamo? Allora io inviterei sul palco il mio amico Michele Gazic, che era nella giuria ed è un musicista con cui collaboro da tempo, da un disco che abbiamo realizzato insieme sugli inediti di Michele Straniero del Cantacronache, a quest'ultimo invece album, La promessa della felicità, che insomma ci ha dato la soddisfazione, no? Di essere nella cinquina per la Targatenco. È un bell'incontro quello con Michele, che adesso mi darà una mano in questi 2 brani e poi decreteremo i vincitori, vero Duccio? Dico solo 2 parole su questo disco, La promessa della felicità, che ha un titolo forse impegnativo,
È un viaggio, un piccolo viaggio fisico, ma soprattutto interiore, alla ricerca di qualcosa che può somigliare la felicità. È una parola gigantesca, è una parola immensa, ognuno probabilmente ha la propria accezione di felicità. Per quello che mi riguarda è sostanzialmente trovare una vita che in qualche modo ci assomigli un po', e questo è il senso di questo disco. Come andiamo, ragazzi, da quelle parti? Va bene. Questa canzone si intitola L'amore e l'arcano, e io ho costretto Michele Gazic, che ha opposto molta resistenza, a tornare a essere un violinista quasi country. Non eri paglia che potessi volare nel vento, non eri acqua che potessi gelare dal freddo, non eri pettine che potesse spezzarti il capello, non eri grano che potesse tagliarti il coltello, non eri luna che potessi eclissarti a piacere, non eri nube che potessi la pioggia creare, non eri albero che avrei anche potuto nutrire, non eri mano a cui porgere la spina ed il fiore, ma ero io la paglia, l'acqua, ero io il pettine, il grano, ero io la luna, la nube, ero l'albero, ero la mano, ero io il reduce, lo sconfitto, ero io il veterano, tu eri l'amore che scioglieva l'arcano. Ceneri potesse ospitare, non eri ascia buona per decapitare, non eri quadro dove specchiarmi in un falso riflesso, non eri carta, non eri forbice, non eri sasso, ma ero io l'urna, ero l'ascia, il quadro, ero carta, forbice, sasso, ero io il reduce, lo sconfitto, quello che non teneva il passo, ero io la paglia, l'acqua, ero io il pettine, il grano, tu eri l'amore che scioglieva l'arcano. Ero io il pettine, il grano, ero io la luna, la nube, ero l'albero, ero la mano, ero io il reduce, lo sconfitto, ero io il veterano, tu eri l'amore che scioglieva l'arcano. Grazie Federico. Grazie Federico. È un onore condividere il palco con Federico ed è stata una grande gioia lavorare al suo disco. Sì, è nella cinquina del
premio Tenco e se ci fosse giustizia a questo mondo lo vincerebbe. Tu lo dici citando qualcuno di molto importante. Come Giona e la balena, come Giona alla catena, come Giona, come Giona, come Giona, come Giona. Come Giona ogni mattino c'è un miracolo a Milano. Come Giona, come Giona, come Giona, come Giona. Come Giona chi non parla, poi un altro se lo mangia. Come Giona, come Giona, come Giona chi non parla, Poi un altro se lo mangia. Come Giona, come Giona, come Giona, come Giona. Come si sarà potuto vincere, questa canzone parla del profeta Giona. E l'ho eseguita più volte in questi giorni a Folkest. Una volta era là in alta montagna a Clausetto contemplando tutto il Friuli con Giovanna Famulari. 2 giorni fa addirittura con Moni Ovadia. E questa canzone parla della difficoltà che abbiamo tutti a sfuggire al nostro destino. Andrea Del Favaro evidentemente doveva andare avanti a fare Folkest anche quest'anno e lo fa dal 79. È incredibile. Chi te lo fa fare, mi chiedo sempre. Complimenti. Federico, spero che il suo destino sia quello che ho profetizzato all'inizio di questa canzone. Non sono Giona, quindi non so. Però questa canzone parla anche di qualcosa di più profondo e che mi sta incredibilmente a cuore. Giona, cosa gli succede? Va in fondo alle acque e poi dopo torna su. È il nostro desiderio più proibito e irrealizzabile. Come Giona non morire, quando muori non morire. Come Giona non morire, quando muori non morire. Tu splorat, culpam suam non ignorat, proquacetus eum vorat. Ecce Ionas tu splorat, culpam suam non ignorat, proquacetus eum vorat. Michele Gazic, Federico Sirianni e ora si saprà. Grazie per l'invito, grazie di cuore. Ora si saprà chi ha vinto anche questa sera. Grazie ancora a Michele Gazic e a Federico Sirianni. Grazie davvero. E beh sì, ci siamo arrivati veramente al momento clou, però prima di scoprire chi si aggiudicherà questa edizione del premio Alberto Cesa, citiamo e ringraziamo chi fa in modo che tutto questo sia possibile. Allora, il direttore artistico ormai insomma se ne è parlato più o meno a sproposito, anche dicendo cose belle, per fortuna. Poi c'è c'è un riservatissimo direttore organizzativo che detesta le luci della ribalta, se non quella lì blu che ci ha sparata sotto il mento. Anche perché fanno caldo le luci della ribalta, stasera l'abbiamo scoperto. Noi però, siccome proprio lui le detesta, noi ci divertiamo doppiamente a tirarlo in ballo, no?
Gianni Martin, grazie infinite. No, sempre su questa cartella hackerata che abbiamo, no? Quella che parlava del Doge, c'è scritto "dannato cuore d'oro nascosto dietro a quell'aria burbera". Noi ti adoriamo, Gianni, grazie di tutto, davvero. Allora, Anna Del Favero ringraziamo, che è la presidente dell'associazione culturale Folk Giornale che organizza Folkest. E naturalmente non possiamo che non ringraziare anche il nostro ufficio stampa, che è Lorenza Sciomoghi Bianchi. Esatto. E poi naturalmente continuo io finché, ma io rido, ma presto toccherà anche a me, perché qua le braccia dovrebbero essere sempre più lunghe per riuscire a leggere. Giusy Cozzuti. Sì, Elena Piemonte, Enrico Del Favero, Ivano Contardo, Lara Maroni, Michela Del Bosco, Michela Paladini, Luigi Follin, Federico Benvenuto, Elisa Plocchiatti e Eleonora. sì, e poi Edit Eventi SRL Music Team. E naturalmente un ringraziamento per la collaborazione a Michele Ursella, Antonella Molinaro e Alex Cescutti. Enrico Clarin, Gilberto Marcuzzi, Adriano Sabotto, Luigi Bin, Mario Nicoloso, Adriano Job, Michael Novara, ma meritano un applauso, Un applauso, anche perché sono giorni che si prodigano, abbiamo sentito Giona e quindi si prodigano. Folkest ovviamente si svolge anche grazie al sostegno di chi crede in noi, che sono la Regione Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Friuli, io sono Friuli Venezia Giulia. E poi il Comune di San Daniele, il Comune di Udine, il Nuovo Imaie e Abaco Viaggi. Banca 360, tutti sponsor che in qualche modo sostengono fortemente questo progetto, anche a loro va un grandissimo applauso. Altri partner di Folkest sono Asso Musica, il premio Andrea Parodi di Cagliari, il premio Etnos, la cooperativa Itaca, con cui da 20 anni Folkest collabora a un progetto musicale di inclusione che quest'anno ha coinvolto, come sempre, anche la cantina Tavagnacco. e altri partner ancora sono Goccia di Carnia, Osso Auto, la rete italiana della World Music, la Pro San Daniele e Scriptorum Forum Leiense e naturalmente Upbeat, la piattaforma europea di showcase dedicate alla world music. ce l'abbiamo fatta, siamo Sì, pronti. ma ringraziamo anche tutti quelli che ci siamo dimenticati, perché sicuramente ci saremo dimenticati di qualcuno, e grazie, perché vi ripeto, Folkest è un insieme di persone che cercano di tenere insieme le cose, non sempre è semplice, con un sorriso e grande disponibilità, per Non cui è grazie. semplice per niente, davvero meritano tutti un grande applauso, perché è un lavoro enorme quello di organizzare un festival come questo, ma siamo arrivati al momento fatidico. Facciamo la suspense, tipo talent show. Io approfitterei in realtà e chiamerei il sindaco di San Daniele a raggiungerci, perché l'amministrazione comunale ha sempre creduto fortemente, e quindi noi ci teniamo al fatto che il sindaco Pietro Valent sia con noi. Un applauso. Buonasera sindaco, Buonasera, ben sindaco. ritrovato. Buonasera. E con il sindaco che sta qui con noi chiamiamo anche di nuovo Paolo Morganti. Assolutamente, direi, no? Paolo, perché torna il a primo trovarci. premio che conferiremo questa sera sarà quello dedicato alla migliore interpretazione della poesia di Federico Tavan. Prego. E a questo punto però ci mancano i risultati. Certo, c'è Nuccio. qualcuno che ci deve dire a chi dobbiamo dare questi premi. Direttore artistico. Siamo curiosi. Come Direttore Folkest. artistico Andrea Del Favero. Un altro applauso, Andrea, se lo merita. Vengo vicino a te Perché adesso arriva con tutti i risultati. Io vorrei ringraziare anche perché alla fine finiscono sempre ultimi nei ringraziamenti e ci dimentichiamo di loro. Allora, chi ha allestito, disallestito i palchi, venite un attimo fuori, ogni tanto Bravi. venite anche voi Venite. alla ribalta. Grazie. Mario, venite Grazie. Giordano che ha fatto i suoni anche in questi giorni in piazza, Lamberto che ci ha illuminati d'immenso in questi giorni. Allora Andrea, inizia a svelarci, no, lo facciamo dire direttamente al nostro ospite Paolo Morganti, a chi va il premio per la migliore interpretazione della poesia di Federico Tavan.
E quindi per l'edizione del premio Alberto Cesa 2025 Pasticcio meticcio. c'è qualcuno che... Dove siete? Dove siete? Venite a ritirare il premio. Questo è il premio per la migliore interpretazione di una delle poesie di Federico Tavan, Pasticcio meticcio. Prego, venite avanti. Possiamo consegnare Non il abbiate premio paura. a loro. Chi ritira il premio? Chi ritira? Bravi. Allora, chi facciamo votare? Chi facciamo consegnare? Il sindaco. Io direi il sindaco. Sì. Io direi il sindaco. Il sindaco è pronto per la consegna? Benissimo. Allora lo annuncio io. Terzo classificato, Urtie. Dove siete ragazzi? Urtie? Dove siete? Terzi classificati del premio Alberto Cesa 2025. Eccoli che arrivano. Le o gli Urtie. La band dei 6 finalisti, la band che arriva dal Friuli, Complimenti, eccoli prego. qua. Venite qua vicino al direttore artistico e al sindaco. E adesso siamo arrivati al secondo classificato. A chi lo facciamo svelare? Sempre il sindaco? Ma sì. Pasticcio meticcio. Che sono già qua. Siamo pronti per il momento fatidico? Ma io non abbiamo fatto ancora parlare il sindaco, magari il sindaco voleva dire 2 parole. Ma non vuol mai dire niente. Guardate, è molto tardi, voglio solo ringraziare tutti gli amici di Folkest, tutte le persone che hanno collaborato e anche il pubblico che in questi giorni è venuto qui a San Daniele. Io sono stato adesso un'oretta e mezza qui, ho ascoltato alcuni dei gruppi, devo dire molto bello il sentire cantare in friulano anche i gruppi che vengono da più lontano, e quindi un grande piacere per il Comune di San Daniele continuare a sostenervi, e questo sarà fatto anche nei prossimi anni sicuramente. Grazie sindaco. Grazie sindaco. Grazie. Sei pronto Andrea? Allora. Ci sono 2 cose. Sì. Ci sono 2 cose. Allora, uno è il premio per il primo classificato, ma c'è anche il premio Nuovo Imaie, che vuol dire un piccolo assegno, neanche tanto piccolo, che servirà al gruppo vincitore per organizzare una tournée di almeno 4 date nell'arco dell'anno successivo. Hanno un anno di tempo, trovarsi un'agenzia e organizzare una tournée. Vuol dire un aiuto vero, concreto, per entrare a pieno titolo nella carriera professionale. E quindi? Ed è Il vincitore. e lo facciamo dire al sindaco. Zero Folk Duo. Complimenti. Ragazzi, dove siete? Vincitori. Eccoli. E quindi i vincitori del premio Alberto Cesa 2025 sono gli Zero Folk Duo. Vincitori anche del premio Nuovo Imaie. Quindi insomma, Venite. bravi, bravissimi. Devi fare le foto? Michael, devi fare le foto? Siamo fermi per le foto di rito, diteci Sì, voi, penso diteci che dovremmo voi. però compattarci tutti un po'. Tutti per in cui mezzo. Venite più Vedi vicini. che brava. Questa Direttrice di palco bis. Sì, sempre. Possiamo salire, Gianni, possiamo salire sul palco? Bene, certo. Allora, saliamo sul prego palco. tutti. Le donne dell'Istria comandano questa sera. Allora, Seguitemi. tutti sul palco, di qua, seguite Martina, Venite. prego. Sono qui. Prego. Qua io faccio un po'. Eccoci. Gestisco il traffico. Vabbè, ma intanto applauditeli forte tutti questi ragazzi. Ma più forte, più forte.
Noi abbiamo ringraziato tutti, giustamente il sindaco ha ringraziato il pubblico, io vorrei che vi faceste ancora un applauso perché davvero ogni anno senza di voi non sarebbe lo stesso, anche perché noi sostanzialmente lo facciamo per voi e quindi è un piacere. Grazie. Grazie a tutti, appuntamento all'anno prossimo ancora qui a San Daniele per il premio Alberto Cesare per il Folkfest. Grazie Martina. Grazie Duccio. Grazie a tutti. Buonanotte, grazie.